Vittorio Grotto, quarta corsia accreditata del miglior tempo di iscrizione, titolo vinto anche in questa gara dei 200 in carriera per lei, ieri vincitrice dei 400 stile con primato della manifestazione. Attenzione però a Beatrice Sartori, è stata argento in Coppa Komen in questa gara, oro con le staffette 4% stile, 4% miste, oro anche di staffetta al 5 Nazioni 2014. Nelle due occasioni con la nazionale giovanile la Sartori è stata medagliata nei 50 e 100 stile libero. Campionessa italiana giovanile in carica, per la Sartori anche l'oro ai giovanili 2014 in questa gara dei 200 stile libero. Intanto la velocità è materia della Gusperti che va davanti in 29.01, Sartori 29.39, Grotto 29.45. Situazione a metà gara con la Grotto che si prende una lunghezza, Gusperti che insegue a 1.00 e 25 a metà gara la Grotto, Gusperti 1.0076, Sartori 1.01 e 50. Attenzione al miglior crono registrato fino ad ora di Alessia Cielo, 2.06 e 22. Farà fatica in questa seconda parte di gara la Gusperti, capace di ben nuotare in più stili, 50 e 100 metri, ma vengono fuori le due centiste. Grotto ancora davanti, risale in seconda posizione la Zarpellon che era stata bronzo ai giovanili di Riccione con 2.03 e 87. Il primato del meeting di Eleonora Brotto, 2.04 e 40. Si accende la gara tra le due atlete del Veneto, Banca Montebelluna Grotto, e del team Veneto la Zarpellon, per la vittoria del due stile, con la Grotto ancora davanti, 2.04.51. Resiste il primato di Eleonora Brotto, 2.04 e 40. Vittoria Grotto fa doppietta, dopo i 400 conquista anche i 200. La Zarpellon team Veneto è seconda in 2.04.76. Al terzo posto sale Alessia Cielo con 2.06 e 22.